tenì la dis 30 dan 3 gens, al fa sì che nemmeno per il culo in cotain. Ma chi che ne conosce la sa già sta storia, ma per chi che non la sa, adesso ve la conte me. Le so fare una bella volta che dove Cain, andando da Valle a Bordina e canda a Foglio, e si accata su in cima al Duran, proprio sul confine. E canda alla Val, la è un bel osso in te bocca con su un po' la ciccia. E il canda a Foglio, con la veduta, insomma, sto osso mi fa anche uia. E si è indegnato e si ha pensato, e adesso? Che c'avevi che l'os. Allora sto canda a Foglio gli domanda al canda alla Val, dove sto cotivela? E il canda alla Val non gli apparu vera di pure ostentare le sue origini lavallesi, questo osso in te bocca. E mi son dalla Val, e a di la Val non doveva io che l'ossa. E il canda a Foglio, subito che se la ciappa. E il canda alla Val ne resta, e la verità. E come può? E marciava l'osso il che? E non il lasce mio, non me ho sempre torno in giorni, come per me la ciote, me cioè driomi. Allora sto canda alla Valli domanda al canda a Foglio, e tira un desto poverello. E il canda a Foglio con questo osso in te bocca, Giaron! Non si sa se sia leggenda, se sia vero, perché non c'è un fondamento. Comunque si racconta che don't, come ha raccontato Rossella adesso, la parola don't da dove viene? Sembra che sia perché nel momento in cui arrivavano i carri, quando chiaramente non c'erano le macchine, e dalla pianura da Longarone arrivavano sui carri della Valle di Zoldo per poi magari proseguire, arrivassero belli tranquilli fino a Don't, e a Don't bisognava aggiungere, quindi dontà i cavalli per proseguire poi sulle Variselle, Fusine e su, perché se anche voi vedete quando arrivate a Don't in quinta, poi quando sopra la casa del Nadir de Rocco lì bisogna scalare, e lì avevano bisogno dei cavalli. Sembra, a me l'hanno raccontata, ma ripeto non si sa se sia vero, che le stalle di cambio fossero vicino alle scuole elementari. Effettivamente c'è una struttura che può ricordare, non si sa se sia vero o se sia falso, però questo è quello che ci hanno detto. Quando si parla di montagne, dolomiti, spopolamento, il dialetto conta e c'entra anche con questo, perché quando che una terra non è più amata perché non si parla più la sua lingua, la gente fino alla volta la si sente manco responsabile di abbandonarla, parlare in dialetto, perché tutti i dialetti sono importanti, quelli di tutte le nazioni, di tutti i posti, perché ognuno si trova la stessa radice, che è la vita della comunità. Dice qualcuno che le lingue di Stato, le lingue che a differenza del dialetto le ha un esercito alle spalle, se no come valore le compagne identiche. Ma anche al foresto che vede qua, la nostra Val così bella, a Selva, con qualche parola di soldante stasera, o no? Sì. I dialetti, i tutti da mantenere e da valorizzare. Guai perdere e pensare segretà o di se vergognare. Parlò soldante che ai nostri usati fa bene e portò in avanti le nostre radici.
Era un buon dì. Sono appena arrivata qua a Corriera. Ah, che bello, che ben che si sta. Senta, insomma, quello è il pelmo. Sì, che è il bello. E quello è il civetta. Sì. Mi sono appassionata alle fotografie. Tutto quello che è bello fotografo. Beh, aspetta che fotografo sta meraviglia. Ma su sti boschi meravigliosi. E se ne offrando? Sì, le fraghe vi parlerà. Ah. E mirtilli? Già se ne anche finché te ho. E funghi? Chi non te dico chi è? Ma solo quando tu me lo facili. Sì, trovo. Mi mangio tutti. E libere? Poi a mondo manioca quelle? Ma no! Fotografo anche libere. Ma cosa siete in maglia? No, questo è una. Ah, nose, gentile. Ah, nose. Perché dalle nostre parti noi ci abbiamo nose, come che le chiama io. E ci abbiamo nose. Va bene. Non c'è più. Ascolta, ma nose che le fa male passa tutte che nose? No, ma no, la nessun effetto hai. A me la nose? No, ma se fai tanti suoni. Non cordi fino alle basse per si rende conto delle grandi differenze sul dialetto. Basta zoldo alto e dal forno, zoldo basso, lei veramente tutto un mondo a sé. Allora, i cappellini, chi la cappella, era considerati i più fortunati, i più siori perché aveva i campi a solif e quindi somenava l'orzo e la fava. Chi dal zoldo basso, dal fuori, ignacoli, i somenava, valori, aspetti che mi ricordo, al sole e i fasuoi, valca paron, no? Perché se no si stufa. E comunque era anche famosi per la welfare. I ciodi, da foglio, i ciodarotte d'Orgagni, e lui anche a costruire Venezia, sapete questo? E era talmente il nome, talmente grande, che lei doveva fare così. Allora,